Ritorna in onda Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Anche qui di sopra, di sotto, femo assemblamento. Ma no, Ciano, non sai che... Bon, lasciamo stare. Bene, proprio bene. Bene, buono. Guarda, ste ferie mi hanno fatto proprio bene, sai? Sì? Sì, proprio gli volevo un 2 settimane là dove erimo, la Grado... Grado, sì. Grado, cosa era? Grado Sabbia d'Oro, no? Ma ancora là che gli pensi tu? Sì, a me mi è piaciuto proprio, sai, Sì, ma ormai è riincominciato un po' tutto qua. Sì, ormai anche le scuole tra un poco. Sì. Brian, sei contento che presto torni a scuola? Varido, sta pronto al zaino. Buono, ma però ti ricordi che bello che era, che andavamo al bagno? Sì, guarda, proprio di far gara le canfe. Ma no, buono, non era quello di buttarsi, ma di toccarsi così, coi piedi smoglio. Smoglio. Sì. Ma poco altro. Ma sì, ma anche andare in giro a baccollare. Baccol. Sì, a baccollare, andare così a Torgiolone in giro. Sì, buono, così poteva. Beh, ma sempre potevimo, erimo in ferie. Sì, buono. Brian, ma voi dove siete andati di bello in ferie? Bel posto, Ma sì, che sono andati in Sardegna, mi padre. Mi padre. Sì, Ciano, mi padre. Ma chi che può? Ma sai che Lori può, hanno pila che gli vanchia. Che gli vanchia. E dall'altra parte... Sì, adesso dimmi te. Cosa, Loredana? No, niente, ma dico, ti dimmi. Ma cosa gode dirti? Niente, Gian Giulio, solo che non capisco cosa che voleva portarsi il trio in mezzo a casa. Ma era per essere sicuri che non manchi niente. Lo capì, ma che non manca niente, ma avanza. Meglio, no? Sì, ma dimmi, ecco, cosa correva portarsi il trio anche il Trenz e 14 ombrelle? Non sei 14, sei solo 3. Boh, capì, 3, ma cosa serviva? Ma non sapevamo che tempo che poteva far. Sì, però, figlio mio, siamo andati a Grado, Sì. non in Botswana. Ma non si sa mai, può venire un temporale, burrasche, tempeste. Mamma mia, sono una battaglia persa qua, capì? Che poi, siete che pensi, che coincidenza, no? Di cosa? Che siamo andati in vacanza e che avevamo come vicini d'appartamento sempre i signori qua. Sì, questo è assurdo, con tutti i luoghi, le case che sei in giro, non so. Se vedi che era Destin. Distinta, dici? Boh, però sei stati coccoli, dai. Coccoli, sì, se stai per le sue, almeno noi gattazzagani, ma... Ecco, con le distanze di sicurezza. Ma finisci con queste distanze, ti queste mascherette sempre indosso, ma non sei soffi? No, dispositivi per la sicurezza testati e certificati. No, ma dico, non si potessi... E a Casa Stipancic? E ti ricordi di quel matto in spiaggia? Ma di quale matto? Di quello tutto imborecchiato che girava vestito come un clonchio. Come un clonchio. Ma sì, che girava, che cantava, cigava. Ma quello, sì, quello incandito. Sì. Si aveva sicuro impetessato. Ma sotto il sole poi gli avrà sicuro chiappato in testa. Sicuro. Sì, ma ascoltami a me. Sì, dimmi. Quello là era proprio chiappato dalle streghe. Chiappato dalle... Ma sì, non era normale, dai. No, In spiaggia, tutto vestito in quella maniera. ma solo per quello? No, anche perché andava dietro mano, su e giù. Sì, chiaro, ma era sicuro un petessone. Sì, ma aveva acchiappato una palla. Non mi avevo in accorto. Giocava a pallone anche.
era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Cioè, ma allora, mammino ho capito, ma questi viene proprio qua dentro? Dove mette la mascherina? Ma no, Ciano, lascia stare.